Alleluia. Andiamo a prendere insieme il libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 8. Atti degli Apostoli, capitolo 8. Leggeremo i primi 8 versetti. Parleremo questa mattina di persone speciali. Atti degli Apostoli, capitolo 8, leggo dal primo versetto. Siamo alla narrazione del martirio di Stefano. Stefano è appena morto, lapidato. Infatti il capitolo 7 si conclude dicendo: Signore, non imputare loro questo peccato, sono le parole di Stefano, e detto questo si addormentò. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Signore, parla al nostro cuore dell'effetto meraviglioso che produce la grazia nei cuori. Raggiungici, Signore, con la tua grazia. Tocca il nostro cuore, parlaci secondo la necessità che abbiamo nell'intimo nostro, Signore, perché vogliamo uscire da questo luogo esattamente come i credenti della Chiesa primitiva e vedere fuori da questo luogo, Signore, quello che i credenti della Chiesa primitiva vedevano. Signore, aiutami a condividere questo pensiero con i miei fratelli, con le mie sorelle. Possa la tua parola, e non la parola di un uomo, raggiungere i nostri cuori e produrre il frutto per il quale tu la mandi. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Questa storia narrata da Luca è narrata per due motivi. Il primo per rendere conto, fare la cronaca, quindi in qualche modo confermare le parole di Gesù che Gesù pronuncia in Atti capitolo 1. Vi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo è il primo motivo per cui Luca si sofferma a raccontare di questa dispersione, per dimostrare come il Signore avrebbe proiettato lui la Chiesa, che non aveva ben capito e che se ne rimaneva comoda a Gerusalemme, quando il piano di Dio era di arrivare fino all'estremità della terra. E l'altro motivo per cui Luca si sofferma su questo brano è per introdurre quello che è il personaggio principale tra i membri della Chiesa primitiva narrato negli Atti degli Apostoli, e che è appunto Saulo da Tarso, che poi sarà conosciuto come Paolo. Ed è qui che Luca lo introduce. Luca sarà il suo compagno di viaggio, sarà il suo collaboratore, quindi in qualche modo è legato alla storia di questo uomo di Dio. E qui lo introduce con dei dettagli, con il fatto che nella lapidazione di Stefano,
chi stava lanciando pietre contro Stefano, prima di farlo lasciava i propri vestiti ai piedi di questo giovane, di questo discepolo della scuola dei farisei, e poi andava a lapidare Stefano, e così Saulo approvava la sua uccisione. Ma visto un po' dall'occhio esterno, questa storia in realtà parla di un inconveniente, parla di un cambio di programma, parla di un imprevisto che nessuno avrebbe mai desiderato. Il Signore aveva anticipato: voi arriverete all'estremità della terra, va bene Signore, ci prepariamo, lo programmiamo, ci organizziamo, vediamo un po' come fare, piano piano ci arriviamo. Invece non avviene niente di tutto questo. All'improvviso ci fu una aspra persecuzione nei confronti della Chiesa primitiva, e dice Luca che furono costretti a scappare, furono costretti ad andare via. Se noi leggessimo soltanto la prima parte del versetto 4, noi avremmo un quadro abbastanza disperato, molto scoraggiante. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, diventarono dei senza tetto, diventarono dei nomadi, diventarono persone che vivevano alla giornata, senza punti di riferimento. Questa prima parte del versetto 4, messa così, è abbastanza scoraggiante, ma poi ci viene detto qualcos'altro: portando il lieto messaggio della parola. Queste erano persone speciali, perché c'era qualcosa in loro di completamente diverso da tutti gli altri. Queste persone erano persone la cui vita era stata segnata da Gesù. Segnata da Gesù. Facciamo l'identikit di questa Chiesa, di questo gruppo di credenti di Gerusalemme. Facciamolo con un occhio moderno. Facciamolo come lo farei io con il Consiglio di Chiesa nelle valutazioni che facciamo dei credenti, di chi serve il Signore. Era una Chiesa giovane, erano tutti nuovi nella fede, erano freschi di conoscenza della parola ed erano senza alcuna esperienza. Non avevano precedenti, non c'erano libri di cronache della Chiesa, perché non c'era Chiesa prima di loro, non avevano alcuna esperienza delle cose che stavano vivendo, nessuno poteva testimoniare che anni e anni prima aveva visto la gloria di Dio liberare dagli indemoniati per mezzo della loro mano, perché erano loro i primi. Nessuno poteva dire nei secoli precedenti il Signore guariva, perché erano loro i primi. Non avevano esperienza, erano giovani nella fede, erano anche immaturi. E la storia delle vedove, del litigio tra le vedove, perché qualcuna diceva che era curata, qualcuno diceva che non era curata, non stiamo parlando dei tempi nostri, stiamo parlando della Chiesa primitiva, ma i problemi erano sempre quelli, e le critiche e le maldicenze erano sempre quelle. E nacque l'istituzione dei diaconi che servissero alle mense. Era una chiesa immatura. I diaconi furono istituiti per risolvere un problema di discordia. Era una chiesa giovane, era una chiesa senza esperienza, era fresca nella fede, era anche immatura in certi ambiti e in certi aspetti. Insomma, una chiesa del genere, immaturi nella fede, avrebbero detto: è meglio che loro rimangano a Gerusalemme, è meglio che loro se ne stiano ancora lì a crescere, perché non sono pronti alla persecuzione, non sono pronti alle opposizioni, non sono pronti a vedere tutto il mondo contro. Eppure questa Chiesa fresca, nuova nella fede, giovane, senza esperienza, immatura,
Era però una chiesa composta da persone profondamente segnate dall'esperienza con Gesù. Segnati, cambiati completamente. Il loro cuore era radicato, anche se tutto intorno era ancora da costruire, mancavano tante cose, dovevano capire ancora tante cose, il loro cuore però era segnato da Gesù. In altre parole, Gesù, questi credenti primitivi, lo avevano incontrato davvero. E l'incontro con Gesù segna le vite in un modo indelebile. Sarà capitato a tutti, da piccoli, o chi vive o ha vissuto in luoghi di mare, di provare a scrivere sulla sabbia nel mare e arrivano le onde e ti cancellano tutto. Quello non è un segno. Va via la prima onda, va via la prima difficoltà, è molto superficiale. Se non passa l'acqua rimane un po', ma appena arriva l'acqua viene spazzato via. E alcune esperienze di fede, chiamiamo così, sono come i segni nella sabbia sulla riva del mare, anche grandi, molto vistosi. E li segni e vedi, guarda cosa ho fatto, ho scritto così tanto che anche dagli aerei possono vedere quello che ho scritto nella sabbia. Ma appena arriva un'onda di mare, la più piccola delle onde, tutto viene cancellato. Invece qualche anno fa, pochi anni fa, al nostro campeggio Valdulivi stanno cambiando delle cose, abbiamo messo delle panche nuove, poi ci sono delle sedie, ma c'erano qualche anno fa 2 vecchie panche di quelle che c'erano anche quando negli anni 90 facevo io il campeggio. E mi ricordo che ho trovato inciso, vabbè, potete anche dirlo al comitato campeggio, tanto ne faccio parte io questa volta, quindi i nomi di 2 campisti che mi ricordo che erano in quel turno. Infatti quando ho detto poi al fratello pastore che era con me, questa incisione l'hanno fatta nel 1997, perché io c'ero e so chi sono questi perché riconosco il loro nome. Era ancora inciso lì, l'avevano inciso, non so, con un taglierino, era profondo, potevi pure grattare un po', ma il taglio era profondo ed erano ancora lì incisi. Quando viene Gesù nel cuore, segna la vita in questo modo. Passano gli anni, passano le difficoltà, ma quel segno nel cuore rimane. L'esperienza con Gesù è un'esperienza reale. L'esperienza con Gesù cambia veramente la vita. Quello che noi predichiamo a tutti è di incontrare un Gesù che non viene solo per farti vivere una stagione così, ma viene per segnare profondamente il mio cuore e il tuo cuore per sempre. E il per sempre di Gesù è diverso dal per sempre di questo mondo, perché il per sempre di questo mondo finisce quando finisce la nostra vita terrena. Il per sempre di Gesù invece va in vita eterna. E chi incontra Gesù cambia la sua vita, cambia veramente, cambia in modo che nessuna avversità ti può scoraggiare. Questi credenti all'improvviso, senza preavviso, senza un annuncio mesi prima, senza una profezia particolare, all'improvviso, dalla sera alla mattina, dovettero scappare. E forse non avevano neanche il tempo di fare i bagagli, dovevano scappare per scampare la loro vita. E noi ci saremmo scoraggiati, no fratello, sto soffrendo tante cose, ho troppe prove nella mia vita, tanti scoraggiamenti, sono arrivato al limite. Andiamo a dirlo a questi credenti, che non ebbero solo dispiaceri, ebbero una spada dietro di loro che voleva colpire la loro gola. Dalla sera alla mattina
dovettero scappare. Eppure da questo scopriamo che questa era una chiesa profondamente segnata da Gesù, realmente trasformata nel cuore, veramente erano nati di nuovo. Non c'era dubbio su di loro che Gesù lo avevano incontrato, perché mentre scappano non sono scoraggiati, non sono disperati, semplicemente cambiano casa, cambiano città, si spostano, vanno, dice Luca, di luogo in luogo, come se fosse per loro una cosa, diciamo, normale. È capitato, ma non segnerà la mia vita. La mia vita è già stata segnata da Gesù. Avevano incontrato Gesù. Avevano realmente conosciuto il Maestro e questo li aveva cambiati. Tanto che nella Chiesa primitiva il riferimento a Gesù preferito, il principale, è il risorto, il vivente, colui che era con loro. Non parlavano mai di un Gesù al passato, non parlavano mai di un Signore che avevano conosciuto anni prima, perché era con loro e li aveva segnati. Benedetto l'uomo, benedetta la donna, la cui vita è segnata da Gesù, che hanno incontrato Gesù e Gesù ha fatto un segno nel loro cuore che niente e nessuno può cambiare. Benedetti e beati sono questi credenti, perché quando viene Gesù nel cuore cambia tutto. Cambia tutto. Gesù vuole venire nei nostri cuori per questo, per cambiare la nostra vita, perché noi che abbiamo incontrato Gesù possiamo dire che in Lui abbiamo trovato tutto, tutto. E se anche il resto ci viene tolto, noi abbiamo ancora tutto. Come dice quel cantico, ora ho tutto ciò che può farmi felice. O Gesù che mi mostra il sentiero. La vita dei credenti che hanno conosciuto Gesù è una vita segnata. Amen. Segnata. Segnata vuol dire che quel segno non va via. È inciso profondamente. E questo segno così profondo è capace di parlare al tuo cuore quando sei nella prova, è capace di incoraggiarti quando tutti ti minacciano contro, è capace di tenerti in piedi anche se sei solo contro tutti, perché sei segnato. La nostra vita è segnata da Gesù, amen. Vogliamo benedire il nome del Signore. E se il segno che hai nel tuo cuore è come il segno sulla sabbia davanti al mare, questa mattina permetti a Gesù di toccarti con la sua mano e di segnare il tuo cuore. Allora verranno le onde, verranno i maremoti, verranno le tempeste e il segno che Gesù ha fatto nel tuo cuore non verrà mai tolto. Amen. Noi vogliamo che la nostra vita sia così. A queste vite segnate, però, non erano vite di persone che non sapevano che cosa avveniva intorno a loro. E quindi non è che amavano la morte, amavano il dolore, amavano la spada e si presentarono uno dietro l'altro dicendo: dopo Stefano ora colpite noi. Furono perseguitati e dovettero scappare. Ma mentre scappavano, Gesù andava con loro. Gesù era con loro. E loro andarono di luogo in luogo, in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. E lo possiamo testimoniare noi che siamo i gentili che sono stati raggiunti dal messaggio del Vangelo. Ma queste vite segnate da Gesù lo scoprirono proprio in questo periodo i credenti della Chiesa primitiva. Erano diventate anche vite segnanti. Non solo vite segnate, ma vite segnanti. Perché queste persone semplici, pochi erano istruiti, pochi erano autorevoli nella società, pochi erano potenti o ricchi,
Erano persone semplici che avevano creduto in Gesù e Gesù aveva cambiato la loro vita. Scoprirono che la loro stessa vita produceva un effetto ovunque andavano e segnavano le persone, gli ambienti, le città dove loro andavano. Diventavano vite segnanti. Perché, come dice Paolo ai Galati, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Diremo qualcosa a riguardo tra poco, ma fermiamoci un attimo a considerare che la vita di questi credenti divenne una vita segnante per gli altri. E la nostra vita, se è stata segnata da Gesù, diventa una vita segnante, una vita che lascia il segno negli altri. Qualche settimana fa riflettevamo sul fatto che la nostra vita influenza gli altri e le vite degli altri in qualche modo influenzano noi. E ce la dobbiamo fare allora questa domanda. Ma il segno che la nostra vita lascia negli altri, che segno è? Beh, una vita segnata da Gesù diventa una vita segnante i cuori degli altri per Gesù. Amen. Per Gesù. Andarono in Giudea, andarono in Samaria e avevano delle storie da raccontare, diverse storie da raccontare, ognuno di loro. E ognuno di loro aveva diverse versioni della storia da raccontare. Vi dico una versione di storia che poteva essere raccontata da questi credenti che stavano scappando. Voi non sapete cosa sta succedendo a Gerusalemme. Io amo Gesù da quando Lui è risorto. Ho dato il mio cuore a Lui, ma la vita è stata piena di prove e ci sono tante difficoltà. E sono così scoraggiato, perché cerco di fare il bene e mi arriva il male, perché cerco di parlare della notizia dell'amore di Dio e invece mi vogliono uccidere. Oh, quante prove ci sono, quanti scoraggiamenti. Mi trovo qui in Giudea, mi trovo qui in Samaria, sto scappando, ho dovuto lasciare casa mia. Sai, non è facile lasciare casa tua, non è facile lasciare gli affetti, non è facile abbandonare i parenti, non è facile. Oh, quanta fatica, oh, confido nel Signore che mi possa aiutare. Questa è una versione della storia. Vera, legittima, e che ahimè a volte ascoltiamo nei nostri racconti reciproci. Ma pare di capire dal racconto di Luca che questa versione della storia rimase nelle tasche dei credenti primitivi e decisero di raccontare un'altra storia. È avvenuto un fatto a Gerusalemme e comprendiamo adesso i piani di Dio. Dio mi ha portato qui perché nel giorno in cui l'ho conosciuto ha depositato un messaggio nel mio cuore e ovunque io vado questo messaggio lo tiro fuori e lo do a chi non lo conosce. Gesù è il Salvatore. E chi mi incontrava vedeva qualcosa di particolare, vedeva un segno nella loro vita, vedeva un segno di pace, un segno di equilibrio, di serenità nel cuore, anche se questi erano perseguitati, c'era una taglia su di loro, c'era addirittura un giovane pimpante che voleva catturarli tutti e devastarli, c'era una taglia sulla loro vita. Avete mai visto i film western, i cartoni con la Wanted e la cifra dei dollari? Quello c'era sui credenti primitivi. Eppure andavano di paese in paese, di luogo in luogo e portavano non il pesante, angoscioso, perseguitante messaggio di un Gesù che tutti vogliono mettere a tacere. Portarono il lieto, il gioioso, lo straordinario,
il luminoso, il glorioso, il benedetto messaggio della parola. Gesù salva, ha salvato me e sono arrivato qui per dire anche a te che vuole salvare anche te. E le loro vite diventarono segnanti gli altri. Segnavano tutti quelli che li incontravano, segnavano anche gli ambienti che loro incontravano, cambiava tutto dove arrivavano i credenti. Lo sto dicendo al passato perché mi riferisco ad Atti degli Apostoli capitolo 8, ma adesso lo dirò al presente citando Atti degli Apostoli capitolo 7488, anno 2026. Quando un credente segnato da Cristo va ovunque deve andare, in qualunque paese, forse ti sei trasferito per lavoro, per motivi familiari, forse hai cambiato posto di lavoro, forse devi andare in un luogo per fare una commissione, ovunque noi andiamo, la nostra presenza come credenti segnati da Cristo segna il luogo dove andiamo e lo cambia, lo cambia. La Giudea e la Samaria furono segnate da queste vite segnanti e dopo un po' qualcuno dirà fuori dalla Palestina, oltre il Mediterraneo, costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono arrivati fino a qui. Questi che hanno segnato tutti i luoghi dove sono andati. Il tuo posto di lavoro, casa nostra, che segno lasciamo? Se Gesù ha segnato la nostra vita, un solo segno riusciamo a lasciare ed è sempre quello di Gesù. La storia dei credenti è sempre questa. Ovunque vanno, le difficoltà non sono un ostacolo, non sono un impedimento all'opera di Dio, piuttosto sono una nuova occasione per la grazia di Dio di proiettarsi per la salvezza delle anime attraverso la nostra vita. Grazie Signore che hai segnato la nostra vita e hai fatto delle nostre vite delle vite segnanti per gli altri. Amen. Funziona sempre così. E la storia delle nostre chiese testimonia quello che Gesù aveva annunciato. Le porte dell'Ades non potranno prevalere sulla Chiesa del Signore. Vi leggo riguardo alla nostra storia. Ragazzi, voi conoscete la storia delle nostre chiese? No? Allora state attenti che facciamo lezione di storia questa mattina. Che non è una storia così passata, perché se voi ascoltate i telegiornali ci sono diverse guerre e ogni tanto si parla dei costi della ricostruzione, del valutare il danno, la devastazione che le guerre stanno facendo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutto il mondo, tutti i potenti, erano impegnati a capire come fare a rimettere in piedi un mondo distrutto dalla guerra, città devastate, macerie ovunque, persone senza casa, economia colata a picco, problemi su problemi, e i governanti fecero diversi incontri per cercare di capire come rimettere in piedi il mondo dalle macerie. Voi sapete che le nostre chiese con il regime fascista subirono la persecuzione e divennero chiese clandestine. L'ultimo convegno dei pastori delle chiese pentecostali, non erano tante, l'opera era all'inizio, si incontrarono in Sicilia nel 1935, poi i pastori non poterono più incontrarsi, soprattutto quelli distanti, quelli lontani di regione in regione, non quelli di paesi vicini che magari qualche occasione la trovavano, ma quelli distanti persero i contatti perché era proibito, ti prendevano e ti portavano o in prigione o nei campi di concentramento. La Chiesa pentecostale italiana per diversi anni visse nel silenzio e nella clandestinità. Ma poi ci fu la fine della guerra. Nel 1945 i pastori poterono di nuovo rincontrarsi,
si ricontattarono e fecero un nuovo convegno dei pastori in Italia, di nuovo in Sicilia, dove c'era il maggior numero delle chiese. E c'è scritto questo: quello che si aspettavano loro è anche loro di ricostruire da dove avevano interrotto, dopo un regime che aveva devastato la Chiesa, forse. Scrivono così i nostri fratelli: la prima grande sorpresa dei partecipanti alla riunione fu che durante il periodo della persecuzione la testimonianza pentecostale aveva raggiunto 29 nuove città. Come non si sa, perché non potevano uscire allo scoperto. A riprova del fatto che i testimoni fedeli a Cristo possono soffrire afflizione fino a essere incatenati come malfattori, ma la parola di Dio non è incatenata. Ma questa non è una leggenda, perché noi abbiamo i nomi delle chiese fondate quando non si poteva neanche uscire fuori e non si poteva dire di essere evangelico pentecostale. E i nomi sono questi: Farindoli, Mongiuffi, Trani, Troia, Mola, Quartu Sant'Elena, Terni, Ponzano, Siena, Capurso, Giarre, Agrigento, San Vito, Benevento, Tursi, Massafra, Spadafora, Smerillo, Paduli, Lioni, Siracusa, Satriano, Apice, Limina, Pietralcina, San Giuseppe Iato, Bisenti, Santa Eufemia, Castiglione, Cerda, Godrano, Montelepre, Polizzi, Trapani, Nardo di Pace, San Salvatore, Villafranca, Force, Caltagirone, Aci Sant'Antonio, Cianciana, Molinara, Camaro, Militello, Gerace, Trabia, Milena, Sommantino, San Mauro Castelverde, Morcianise, Valle d'Olmo, Fagnano Olona, Montecalvo Irpino, Bagnoli Irpino, Collesano, Molfetta. Sorsero nella persecuzione, mentre nessuno accennava a nulla. La Chiesa del Signore andava avanti. Vite segnanti ovunque si trovavano, anche nella clandestinità, anche nel silenzio, anche nel cuore della notte in mezzo ai boschi, anche all'alba nelle case un po' più grandi, ma in sottovoce, senza musica, perché non dovevano essere scoperti dai carabinieri o dal prete del paese. Segnavano vite degli altri, cambiavano città, fondavano chiese alla gloria di Dio. Perché una vita veramente segnata da Gesù segna tutto quello che è intorno a sé, alla gloria di Dio. Amen. Ma come avviene tutto questo? Torniamo a Saulo. Chi è che produceva questo cambiamento negli altri? Quando i credenti, quando Filippo, altro diacono, dovette scappare in Samaria, chi è che produceva il cambiamento tra gli abitanti di Samaria? Chi era davvero segnante? Non propriamente i credenti, non Filippo, non gli altri credenti di Gerusalemme che dovettero scappare, ma come abbiamo letto prima in Galati, Cristo in loro cambiava tutto. Colui che segna le vite è Gesù. È Gesù. Se c'è qualcuno che forse nel suo cuore, mentre ascolta questo pensiero, sta dicendo in cuor suo: anch'io voglio essere segnato, oppure segnato da Gesù vuole dire anch'io voglio segnare le vite degli altri, è alla fonte che dobbiamo andare, è a Gesù. Tutti andarono via da Gerusalemme, c'è scritto che rimasero solo gli apostoli, e non in grande libertà, ma un po' nascosti. E quindi questi credenti numerosi di Gerusalemme andarono lontano da questo giovane che si chiamava Saulo. Persino Stefano, che era
quello che più dava ai nervi Saulo da Tarso. E lui fa comprendere nelle sue testimonianze che la vita di Stefano segnò il suo cuore. Ma questo Stefano finalmente se n'era andato, letteralmente. L'avevano lapidato e con la sua morte se n'era andato anche dalla vita di Saulo, scusate. Eppure i credenti scapparono lontani da Saulo. Stefano non c'era più a mostrare cos'era la verità davanti ai farisei. Eppure ci dice Paolo che il suo cuore continuava a essere pungolato da qualcosa che lo voleva segnare nel profondo. Gesù continuava a bussare al cuore di Saulo per segnare la sua vita. Perché è Gesù che segna. E allora questa mattina permettiamo a Gesù di segnare la nostra vita, di segnarla profondamente, di cambiare il nostro cuore. Se noi daremo il nostro cuore a Gesù, tutto cambierà, tutto cambierà. E la nostra vita diventerà un segno visibile ovunque. Ci avete fatto caso che quando Gesù risorge, i segni sui polsi, sui piedi, nel costato, rimangono. Eppure il corpo di Gesù era glorificato, era a posto, molto diverso da quello che era prima della crocifissione, di cui parla Isaia. Tanto era disfatto il suo sembiante che le persone voltavano la faccia, ferite, debolezza, notte insonne, dolore anche emotivo dell'abbandono degli amici. Il corpo di Gesù era glorificato, eppure i segni sulle mani, sui piedi, sul costato rimasero a parlare dell'opera della croce. Quando viene Gesù, segna la nostra vita e quel segno diventa evidente. Questa mattina permettiamo a Gesù di segnare il nostro cuore, di segnarlo ancora di più se l'ha già fatto, perché vogliamo che la nostra vita sia una vita segnante. Amen, fratelli? Alziamoci in piedi, chiediamolo insieme al Signore. Alleluia. 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 Se Cristo è in noi, la nostra vita cambierà il luogo in cui viviamo, segnerà le persone che ci incontrano. C'era scritto degli abitanti samaritani che incontrarono Filippo che faceva grandi segni nel nome del Signore, che ci fu grande gioia in quelle città. Quando tu ed io ci muoviamo nel mondo, ci deve essere grande gioia. Quando le persone attraverso la nostra vita incontrano Gesù, nel tuo posto di lavoro, nel tuo ufficio, nella tua fabbrica, nel luogo dove vivi quotidianamente. Il segno che portiamo nel nome di Gesù cambia tutto. Alleluia. Invochiamo il nome del Signore. Alleluia. Grazie per l'opera tua, Signore. Grazie, Signore. Alleluia.